veloce. Naturalmente stasera ognuno parla a titolo personale sia sulla responsabilità di quello che dice, però devo dire che però io vedo solo cose che sono fatti, non vedo opinioni. E volevo arrivare alla notizia. Allora, cominciamo un po' a descrivere in generale il motivo per cui è stato arrestato il vice sindaco di Verona. Il signor vice sindaco Vito Giacino, in carica fino al giorno della perquisizione, quindi fino a novembre scorso, sarebbe ancora in carica se non avessero indagato per quesito arrestato, è stato accusato da un imprenditore. Allora, l'inchiesta parte da un anonimo micidiale perché svela il trucco delle consulenze farlocche pagate alla morte. Dice: ci sono 7 imprese di cui nomi che pagano consulenze a un avvocato che in realtà non fa niente, e solo perché la moglie del vice sindaco è in modo per pagare il vice sindaco. La polizia, un'ottima squadra di polizia giudiziaria, fa le indagini, si chiama l'indicatore e salta fuori che su 7, tutti e 7 hanno pagato le consulenze. In cambio di cosa? Nessuno degli imprenditori era contento del lavoro dell'avvocato. E poi invece c'è uno che dice che la pagava perché così, sa, insomma, era in effetti era la moglie del vice sindaco, per osmosi informativa, usa sta roba qua, l'osmosi informativa. Risultato, uno dei 7 imprenditori, a sorpresa, come si dice, sbracca, no, confessa. Dice: io è una vita che qua mi ricata, mi taglieggia, mi continua a chiedere tangenti, la storia delle cose della tangente a metro quadro. Salta fuori che tra giugno 2008 e marzo 2013, vuol dire 6 anni, vuol dire tutta l'amministrazione Tosi, e qui chiederei un corretto, pensavo a Livio Abate, no? Guardate il nostro collega siciliano, minchia, così, oppure forse così offensivo, perdona, quindi facciamo sti broccoli, no? Sti broccoli, no? Allora, tra 2008 e 2013, secondo procura, polizia, giudici di Verona e giudici di Venezia, il signor Vittorio Giacino e sua moglie Alessandra Lotti, in contanti da un solo imprenditore, hanno incassato 510.000 euro. La moglie di Giacino fa l'avvocata, però è una strana avvocata, perché, sto prendendo dall'ordinanza, non è una mia opinione, salta fuori che è un'avvocata inesistente, in quanto non risulta avere uno studio legale. I ricavi che indica nelle cause non corrispondono a uffici dove lavora lei. Le pratiche di cui risulta incaricata in realtà le fanno altri colleghi. Fa un cacchio, lei cassa la parcella, il parere dei legali in realtà lo danno altri colleghi. Sentite dei testimoni che dicono: sì, certo, la parcella io l'ho fatta io, lei non ha fatto niente. Lei ha ritirato la messo una fattura e ha cassato la parcella. In questo momento, nel momento in cui la perquisiscono, lavora da un'amica e collega, apparentemente, ma per delega orale, neanche le ha fatto la delega scritta, quindi è la collega che fa il lavoro. Di questo ufficio, di questo studio legale, in cui lei in teoria dovrebbe essere quella che dovrebbe essere il suo sostanziale studio legale, anche se non c'è il nome sulla targhetta, lei non ha le chiavi e non ha neanche la password del computer dove ci sono dentro le pratiche. Quindi è tutto della collega, lei fa niente. E non solo, ma vanno dentro nel computer gli ordini poliziotti e scoprono che in realtà non ha fatto niente, c'ha pochissimi atti, perché c'ha qualche email, foglietti con appunti manoscritti e soprattutto c'ha avvisi e solleciti per la liquidazione delle parcelle. Poi c'ha delle bozze dei facsimili di contratti scaricati da internet, basta, fatto niente. Le pratiche le facevano altro oppure non le facevano proprio. Tra l'altro c'è una chicca che è una tesi di laurea discussa da una studentessa di Catania, certa Patti Loredana, che ha ad oggetto l'accordo tra privati e la pubblica amministrazione, che era la specialità del marito. Sentono l'avvocato, un avvocato serio che dice: guarda, tra l'altro lo fate io, non faceva niente, e per questo cosa ha fatto? Cosa ha preso? Dunque, dal solo imprenditore che ha confessato che non faceva niente, era solo il modo per pagare il marito, perché il marito a un certo punto aveva troppo contante, dice: non so più come mettere, non so più come spendere lo suo contante, troviamo un modo per giustificare gli esborsi, allora si inventano la scusa del parcella alla moglie. Solo da questo imprenditore ha incassato 179.458 euro. Cosa succede però? Che lei tra il 2007, 2008 e 2009, lei ha 35 anni, un avvocato di 35 anni, chiaro, un giovane praticante sarebbe negli studi normali,
Lei ne dichiara come indicazione dei redditi 12.000 euro, 13.000 euro nel 2007-2008. Nel 2009 il marito entra nel giro, è proprio il padrone dell'urbanistica a Verona, e lei sale a 112.000 euro. Nel 2010 223.000 euro, nel 2011 258.000 euro, nel 2012 325.000 euro, un'avvocata di 35 anni che non ha neanche lo studio. Nel solo triennio 2010-2012 ho fatto le somme io, la signora Lori, che non ha lo studio, che non fa pratica, che gli pare che gliele fanno gli altri, che non ha neanche la password del computer, incassa 806.000 euro. Giacchino a sua volta è avvocato, quindi fa la dichiarazione dei redditi, oltre che dei redditi come politico, fa la dichiarazione dei redditi come avvocato, ma è un avvocato che lavora pochissimo, perché in pratica fa il politico, fa l'assessore all'urbanistica. Infatti nel 2007 i redditi lordi, compresa l'attività professionale, 54.000 euro, nel 2008 83.000 euro, nel 2009 97.000 euro, e siamo sempre sul suo livello, di cui l'attività professionale sono 10-20.000 euro. Nel 2011, miracolo, 224.000 euro. Ma cosa è successo nel 2011 che improvvisamente il professionista privato Giacchino ha fatto il colpo del secolo, ha preso 224.000 euro? Succede che il signor Giacchino salta fuori che ha dei bei manici, c'ha dei bei viaggi nel comune di Lavise, che proprio in quei mesi veniva devastato da delle mostruose previsioni di speculazione edilizia da mezzo milione di metri cubi di cemento. E cosa succede? Succede che c'è una signora che, visto che non si sa, non so se è indagata, non ce ne frega niente, noi non vogliamo indagare a nessuno, però non vogliamo essere presi per scemi, succede che c'è una signora che chiameremo signora B, che è una proprietaria terriera di Lavise. In quei mesi un suo terreno, per colpo di matita magica, entra in uno dei famosi accordi di programma, che sono una cosa vergognosa in sé, a prescindere dal contenuto, perché c'è. Se io compro una cosa, io pago un prezzo, ti dico, ti vendo la macchina, mi dai 10.000 euro, tu mi devi dare il prezzo giusto, perché è la roba mia, no? Cioè ci perdo io. Se il sindaco fa l'accordo di programma, il privato c'ha il beneficio che può costruire 40.000 metri cubi di cemento, ma il sindaco in cambio cosa dà? Roba sua? No, è roba nostra, dà la roba del comune. È un accordo tra un privato e un tizio che non ci mette roba sua, ci mette la roba del comune, ci mette le cose dei cittadini, chiaro, svende il territorio. Su questa cosa faremo poi un approfondimento, che sto proprio lavorandoci per capire come è nata nella legge italiana questa schifezza degli accordi di programma, e vedrete che tardi Montaretti sull'Espresso, se va tutto bene, che vi invito sempre a comprare, costa 3 euro, così poi risulta lo stipendio. Allora, nel 2011, contemporaneamente alla inizio della nuova cementificazione delle aziende e contemporaneamente ai soldi, contanti, le parcelle, eccetera, eccetera, succede che la signora B ha il suo bel terreno che diventa edificabile con una bella volumetria nel comune di Lavise. E il comune di Lavise, il cui sindaco aveva mollato Forza Italia, si era, come dire, gemellato con la lista Tosi, proprio quel periodo. E cosa succede? Succede che sull'area della signora B succede una roba stranissima, cioè per quell'area lì, di quell'area lì, chi diventa il compratore? Chi è che si candida a comprare quell'area? Si candida a comprare esattamente il tizio che sta corrompendo Giacchino, l'imprenditore Leardini, il quale cosa fa? Paga come mediazione per la futura, per il preliminare, paga una parcella all'avvocata Alessandra Lopez. Quanto? 65.000 euro! Contemporaneamente cosa succede? Succede che la venditrice, la signora B, a sua volta cosa fa? Per quella pratica paga una parcella al suo avvocato. E chi è il suo avvocato? Giacchino! Ma vanno in due! E quanto prende di parcella Giacchino, che in 6 anni avrà tirato su 70-80.000 euro in 6 anni di attività come parcelle di avvocato? Con quella pratica lì Giacchino, dalla signora B, che è la stessa che ha dovuto pagare anche il cui venditore ha dovuto pagare l'avvocata Lodi, la signora B versa a Giacchino una parcella di 150.000 euro. Chiaro come funziona il discorso? Seconda cosa che viene fuori di Lavise, che a me mi ha spalordito.
A un certo punto Giacino viene perquisito, quindi sa di essere indagato, ha bisogno di, non può più telefonare al suo corruttore e gli sta zitto perché sta arrivando la polizia, perché mi ha perquisito, ha bisogno di comunicare con lui. Allora, spunta fuori un tizio, nell'ordinanza, io non so neanche chi fosse, e viene fuori un tizio che gli fa i magistrati dicono che gli consegna i pizzini. I pizzini sono i bigliettini nella storia dell'inchiesta di mafia, con cui Provenzano, capo di Cosa Nostra, mandava i messaggi per non dire al telefono che bisognava far pagare il pizzo a questo o ammazzare quell'altro. Insomma, un linguaggio mafioso, i pizzini. Quindi c'è nell'ordinanza emerge questo uomo dei pizzini che va a trovare per esempio l'imprenditore e che gli dice allora ve lo leggo, va. Giacino ribadiva all'imprenditore che aveva bisogno di trovare il modo per avere da lui il denaro che restava, quella mazzettona di 1.260.000 euro che era in corso di pagamento che non hanno blindato, in maniera apparentemente lecita, suggerendo di ricorrere a operazioni immobiliari fittizie con l'intermediazione anche del suo amico cacciatore Diego, che lo avrebbe fatto avvicinare per l'acquisto di una parte del porto di Arzise. Cioè, questo cacciatore Diego, personaggio che è quello che tiene i contatti tra corruttore e corrotto mentre c'è la polizia si viene spiegata che sta arrivando, no, l'uomo dei pizzini, è un tizio che ha praticamente in mano l'affare del porto di Arzise. Questa schifezza mostruosa che vogliono fare di porto in cemento con dietro una messa speculazione edilizia che non si capisce che utilità abbia per i cittadini, che c'è sicuramente l'utilità per chi fa l'affare edilizio, rovinando l'ennesimo pezzo di costa. Di fatto, dopo tale proposta, Alessandra Lodi, la moglie, recapitava effettivamente l'Ardini la convenzione del comune di Arzise. Ne ha millantata convenzione subito per dire trova una scusa, trova un compratore della quota della società del porto e così ti becchi la mediazione e del modo legale per pagarti. Ed era propongono all'Ardini. Poi, all'inizio, il 28 ottobre 2013, dopo la perquisizione, nel pomeriggio il cacciatore Diego avvicina le Ardini per dirgli che Giacino mi dice che sei agitato, ma mi dice di dirti di stare tranquillo, che non ci sono suoi problemi, in quanto non hanno nulla in mano. Non gli dice sta tranquillo perché siete innocenti, gli dice sta tranquillo, non hanno ancora trovato niente, chiaro? Quindi il cacciatore si era messo a disposizione del Bernardino per fare da tramite con Giacino, qualora avesse avuto necessità di relazionarsi con lui, cioè se gli dico qualcosa a Giacino, che sicuramente sarà intercettato, parla con me che gliela dico io, e aveva estratto dalla tasca l'ennesimo pizzino su cui erano puntate le frasi, quelle da dire in caso di interrogatorio. Quindi è l'uomo dei pizzini. Io questo gli dico, chi cavolo è il cacciatore Diego? Mi informo, era in quei mesi, era il presidente della commissione edilizia del comune di Arzise. Il presidente della commissione edilizia dovrebbe essere uno che lì a sorvegliare lo sviluppo urbanistico dell'edilizio per dire fate delle robe a regola d'arte, non fatevi costruzioni brutte, deve essere uno che difende l'interesse pubblico. Ed era un piazzista di immobili, il piazzista della speculazione edilizia sul porto, ed era l'uomo che manteneva i contatti con i pizzini tra corruttore e corrotto. Poi, chicca finale, l'avvocata dello Stavroldi, nelle more, diventa l'avvocata del comune di Arzise. Cioè con tutti gli avvocati bravi che ci sono a Fandolino, a Arzise, a Verona, a Bussolengo, e c'è pieni di avvocati bravi, esperti di diritto amministrativo, il comune di Arzise ha deciso che doveva pagare le parcelle a un anno non capiva un'arca di diritto amministrativo. Chiaro? Si è presa le sue buone parcelle, il Tribunale dell'Esame la fa a pezzi, qui dice non hai fatto niente, le parcelle te le facevo un altro, non dice anche il Tribunale dell'Esame. Allora, a questo punto io dico, i reati dovrà perseguire la magistratura, prima di dire che qualcuno ha commesso un reato, quelle sono robe da giudici, però è chiaro che dietro l'ondata di cementificazione che c'è stata ad Arzise c'è gente che ci ha lucrato ed evidentemente essere amico del potente di Verona aiutava molto ad avere questi accordi di programmi anche all'Arzise, perché questo è un dato di fatto. A questo punto vi ho illustrato velocemente, molto velocemente, quello che viene fuori sull'Arzise da questa ordinanza, che ripeto, non stiamo parlando di non abbiamo il potere di indagare nessuno, però è chiaro che c'è del marcio, perché non è possibile che il porto di Arzise a fare il piazzista della quota sia il presidente della commissione edilizia, che invece dovrebbe essere la controparte, dovrebbe essere quello che difende l'interesse pubblico. Non è possibile che il presidente della commissione edilizia del comune di Arzise vada a recapitare i pizzini del corrotto al corruttore perché così la polizia non li scopre. È una cosa vergognosa. A questo punto
abbiamo un'idea generale che il marchio purtroppo c'è anche in questo paese. Io spero che non arrestino nessuno e lancerei un appello alla signora B e a tutti gli imprenditori e proprietari terrieri che sono nelle condizioni della signora B, cioè che secondo me si sono sentiti chiedere dei soldi perché altrimenti col cavolo ti danno la variante o la cosa di programma. Se per caso la Procura di Verona scopre che voi avete pagato una tangente cataloghi e ci arrivano per primi i magistrati o i poliziotti, perché glielo dice qualcuno perché trovano le prove, finite in galera per corruzione, chiaro? Se voi andate per primi spontaneamente a dire signori guardate io sono costretto a pagare, Leardini ha fatto così, ha detto che io sono costretto a pagare, questo sostanzialmente mi ricattava, è passato per vittima di concussione, è vittima del reato. Di conseguenza nel futuro processo, se Giacchino verrà condannato anche solo in primo grado, tutti i soldi che ha dato lui se li riprende, ha diritto al risarcimento, è come se fosse stato vittima di un'estorsione mafiosa, ha pagato 510.000 più circa 700.000 euro, gli ridanno indietro 700.000 euro. Quindi io dico alla signora B, signora, ma per caso lei avrebbe voglia di riavere indietro questi 150.000 euro? Perché gli ha dato avvocato Giacchino? Ci vuole far credere che lui ha fornito la parcella del secolo, la consulenza del secolo. E per dire, l'avevamo detto, di fronte a una cementificazione come quella progettata dalla giunta precedente, inserita nel PAD, nel nuovo piano regolatore della giunta precedente di mettere milioni di metri cubi, a me sembrava impossibile che non ci fosse qualcuno che a margine, a latere ci guadagna qualcosa. E infatti, puntualmente. A questo punto vi vorrei far vedere cosa sta succedendo nel nostro territorio. Mi scuso con